DDL Cirinnà introduce la stepchild adoption, che tutela finalmente tanti bambini e tante bambine nelle famiglie arcobaleno che senza questa tutela sarebbero esposti a gravi e gravissime discriminazioni. Il messaggio che io volevo portare qui oggi è che la stragrande maggioranza dei parlamentari è a sostegno e vuole questa legge, e questo è un fatto assolutamente nuovo e inedito per il nostro Paese. Guardate, le cose che stanno accadendo in questi giorni sono vergognose. C'è stato ieri un abuso, cioè l'utilizzo di un palazzo della politica trasformato come insegna per il Family Day. È accaduto a Milano, il Pirellone, Roberto Formigoni, Presidente della Regione, ha voluto trasformare l'istituzione che è di tutti in un'istituzione di parte. Questo è veramente inaccettabile e vergognoso per un Paese che si dichiara civile. E anche la Regione Veneto purtroppo porterà il proprio gonfalone al Family Day. Il Family Day deve essere la piazza delle famiglie, invece purtroppo sarà la piazza dell'odio. Ed è per questo che le tante piazze di oggi sono veramente l'ultima chiamata, io penso, prima di un'approvazione della legge. Siamo un po' stanchi perché prima si parlava del Pride del 2002 che ho contribuito ad organizzare, abbiamo fatto tante manifestazioni, basta, non ne possiamo più. Si deve approvare questa legge a febbraio al Senato, subito dopo alla Camera, il tempo è scaduto, però io sono fiducioso perché tanta gente è con noi e l'Italia, la stragrande maggioranza degli italiani è dalla nostra parte. Grazie ancora. We beg of to for men.